Buon pomeriggio e benvenuti a questo secondo incontro della nostra edizione digitale del venerdì del terzo settore. Prima, intanto che aspettiamo gli ultimi iscritti e prima di dare la parola alla professoressa Adriana Topo, ricordo qualche piccolo dettaglio tecnico della nostra iniziativa. Questo è appunto, come dicevo, il secondo seminario in versione digitale, ne seguiranno altri due nei prossimi venerdì. È sempre necessario iscriversi ai seminari e il giovedì utilizzando il nostro sito internet, e il giovedì precedente a ogni venerdì, a ogni incontro, riceverete il link e le informazioni per partecipare. Come sempre, anche per quanto riguarda l'incontro di oggi, verranno messi a disposizione sul nostro sito internet dei venerdì del terzo settore tutti i materiali, le slide che il relatore di oggi utilizzerà appunto per l'incontro. Così come l'incontro sarà registrato e reso disponibile sul canale YouTube della Fondazione Cariparo, partner dell'Ateneo nell'iniziativa dei venerdì del terzo settore. Per le registrazioni vi chiediamo di pazientare qualche giorno, una settimana circa dall'incontro, perché ci sono i tempi tecnici per il montaggio e la predisposizione del materiale. Vi ricordiamo che è possibile seguirci sui social, Twitter, Facebook, e ricordiamo anche, vi chiediamo anzi di condividere i nostri eventi in modo da allargare la platea degli interessati a questi corsi di formazione. È possibile, anche come è avvenuto la volta scorsa, è possibile fare delle domande al nostro relatore utilizzando la chat question and answer che trovate sotto la schermata di Zoom. Vi chiediamo però di farlo solo, diciamo, nella parte finale dell'incontro, proprio per evitare di disturbare il relatore con l'inserimento di domande durante l'intervento. Il nostro relatore di oggi selezionerà alcune delle domande, quelle diciamo a carattere generale che possono essere di interesse per tutti, e darà delle risposte. Grazie mille, lascio la parola alla professoressa Topo. Grazie professor Perego per le sue preziose informazioni e benvenuti a tutti i partecipanti, nonché al nostro gratitissimo ospite, il dottor Bordin, che presento brevemente. Il dottor Bordin è dottore commercialista qui nella nostra città di Padova, è consulente e membro dell'organo di controllo di diversi enti, cioè numerosi del terzo settore, nonché di imprese sociali. È il consulente di riferimento del Centro Servizi per il Volontariato di Padova, quindi diciamo che è la voce autorevole del Centro Servizi e per quanto riguarda gli aspetti contabili e di bilancio è stato ed è, continua a essere relatore come oggi e docente in corsi, convegni, master, occupandosi in materia particolare, come abbiamo detto, di settore, del terzo settore e di impresa sociale. Senza rubare altro tempo, visto che la durata di questi incontri è contingentata per causa dello strumento tecnico Zoom, gli cedo immediatamente la parola e lo ringrazio infinitamente per la partecipazione, il sostegno alla nostra iniziativa. Come vede, abbiamo già una settantina di persone fra il pubblico che attendono di sentire le sue parole. Grazie ancora e buon lavoro. Arrivederci a tutti, continuate a seguirci. Arrivederci. Prego, dottor Bordin. Grazie a tutti, grazie professoressa, grazie dottor Perego per questa introduzione, per questa presentazione. Allora, auguro innanzitutto a tutti coloro che sono presenti un buon pomeriggio e direi di iniziare con l'argomento che mi è stato assegnato dall'organizzazione. Come vedete adesso, finché parlo, condivido le slide e così riusciamo a seguire insieme i lavori di questo pomeriggio. Allora, un attimo, faccio così. Ok, abbiamo fatto le prove prima, quindi si dovrebbe vedere abbastanza bene, speriamo. Allora, l'argomento di oggi è legato agli enti del terzo settore, la rendicontazione e gli schemi di bilancio.
Diciamo che il momento è anche propizio per parlare di questo argomento, in quanto originariamente, quando era stato fissato questo incontro, avremmo parlato principalmente dell'articolo 13 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 117, avente ad oggetto appunto gli schemi di bilancio ordinario e il bilancio sociale. Tuttavia, e l'incontro, ricordo, era originariamente fissato per fine marzo, mancava un tassello molto importante nella nostra disciplina, nella disciplina della rendicontazione degli schemi di bilancio, che era appunto il decreto del Ministero del Lavoro, che secondo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto 117 doveva emanare gli schemi di bilancio per gli enti del terzo settore. Questo avrei dovuto dire il 27 marzo, ma il tempo è stato, in tutto quello che è accaduto, il tempo è stato, diciamo, favorevole, perché oggi possiamo invece anche arricchire e approfondire il nostro incontro, nei limiti di tempo che abbiamo a disposizione, anche con gli schemi. E quindi almeno oggi proviamo tutti insieme a fare una piccola rassegna della disciplina, usando il più possibile, come cercherò di fare, alcuni anche elementi pratici ed aspetti pratici. Allora, la disciplina, come dicevo, prende origine dall'articolo 13 del Codice Terzo Settore, che prevede appunto, che regolamenta la materia degli schemi di bilancio. L'articolo 13 prevede indicazioni minime sul bilancio da redigere per gli enti del terzo settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. Fin da ora ricordiamoci che il nostro approfondimento riguarderà proprio gli enti del terzo settore che esercitano attività, diciamo, istituzionale, secondo il vecchio modo di dire, o con la riforma dovremmo dire che esercitano attività di interesse generale svolta non in modalità commerciale. Qualora un ente del terzo settore svolgesse attività sotto la forma dell'impresa commerciale, gli schemi di bilancio che dovrà utilizzare sono quelli tipici del mondo delle imprese, a cui rinvio completamente, e per capirci, per chi è un po' della materia, dell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile, gli stessi che si utilizzano per le società di capitale. L'articolo 13 pone le basi per una maggiore uniformità delle modalità di rendicontazione delle risorse economiche e finanziarie. E per la prima volta, ed è qui un primo intento del legislatore, prevedere l'adozione di modelli di rendicontazione che consentano di comprendere in maniera più immediata ed oggettiva i dati di bilancio e renderli comparabili nel tempo e nello spazio. Perché questi due obiettivi si è posto il legislatore? Perché, come molti di voi sapranno, so che ci sono all'ascolto sia tecnici e esperti di materie giuridiche e economiche, ma ci sono anche molti operatori del terzo settore, o quelli che fino all'avvento del decreto legislativo 117 avremmo chiamato del mondo del no profit. Ecco, molti di noi sanno che i modelli di rendicontazione, i bilanci che facevamo, che abbiamo fatto e che stiamo facendo per i nostri enti no profit, enti del terzo settore, non avevano uno schema unico e univoco per tutti. Spessissimo la domanda mi veniva fatta era: ma come lo devo rappresentare il bilancio del mio ente, della mia onlus, della mia promozione sociale, della mia organizzazione di volontariato? Era una domanda assolutamente pertinente e legittima, che trovava una risposta solo parziale. Perché parziale? Perché ad esempio chi fa parte, è un tesoriere o fa parte di un organo di amministrazione, di una promozione sociale o di un'organizzazione di volontariato con sede in Regione Veneto, sa benissimo che ad esempio è obbligata questa tipologia di associazione a riclassificare il proprio rendiconto secondo uno schema che la Regione Veneto ha predisposto ai fini di controllo e regolamentazione di queste tipologie di soggetti. Schema che non era però ad esempio applicabile in altre regioni italiane, le quali potevano a loro volta applicare lo schema previsto,
e schema che comunque aveva una obbligatorietà solo per la Regione Veneto, nulla vietava di adottare altre modalità che più erano, diciamo, secondo i desiderata dell'organo amministrativo. Quindi questo aspetto va a capire perché c'era la necessità di avere i dati in maniera più immediata ed oggettiva e di renderli maggiormente comparabili nel tempo. Il problema della comparabilità nel tempo dei dati di bilancio degli enti no profit esisteva e troverà piano piano che la riforma troverà la sua applicazione una buona risoluzione con questi modelli, con questi schemi. Il percorso metodologico che io vorrei affrontare insieme a voi oggi è fatto di questi 4 punti. Allora, il bilancio di esercizio, appunto, lo ritroviamo nell'articolo 13. Qui è necessario, cercherò di farlo in maniera più semplice possibile, capire uno spartiacque importante, il principio di competenza economica e il principio di cassa. Sono i 2 cardini di redazione dei bilanci di esercizi degli enti del terzo settore. Una volta individuato il principio cardine che ci deve guidare, il nostro bilancio andrà esposto secondo gli schemi di bilancio emanati, come vi dicevo prima, dal Ministero del Lavoro il 5 marzo 2020 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel corso del mese di aprile 2020. Vedremo brevemente alcuni elementi di forza e di debolezza in senso lato di questi schemi. La rendicontazione negli ETS però non si ferma al bilancio di esercizio, propriamente detto. Viene aggiunto il bilancio sociale, che trova quindi una dignità legislativa anche per tutti gli ETS, enti del terzo settore, e trova una sua regolamentazione e disciplina specifica con le linee guida del 4 luglio 2019. Si aggiunge altresì per gli ETS una significativa novità con la materia relativa alla valutazione dell'impatto sociale, la cosiddetta VIS, contenuta sempre nell'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017. Qui la disciplina è contenuta nelle linee guida del 23 luglio 2019 e in queste linee guida viene anche disciplinato il rapporto, il collegamento fra la VIS, valutazione di impatto sociale, e il bilancio sociale. Da ultimo, ma proprio un cenno, perché la materia è nuovissima ed è ancora oggetto di studio e approfondimento da tutti i tecnici e anche si attende una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate che aiuti tutti noi operatori anche a capire l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sulla materia, quindi cenni di fiscalità e di contazione negli ETS. Questo percorso metodologico può aiutare soprattutto noi a comprendere un aspetto che forse ad oggi non è ancora colto da tutti gli operatori che ruotano attorno al mondo del terzo settore, i quali spesso pongono la domanda: ma passare alla riforma del terzo settore e quindi al mondo degli ETS e alle conseguenti applicazioni, cosa mi comporta in termini di oneri, di adempimenti? La risposta ovviamente richiede un tempo abbastanza vasto, però per quanto compete la materia della rendicontazione di bilancio, io risponderei questo, cioè facciamo attenzione, sappiamo che la riforma darà molte opportunità, elementi positivi a quelli che sono oggi le promozioni sociali, le organizzazioni di volontariato, le ONLUS, le fondazioni di vario tipo che trasmigreranno attraverso il registro unico nazionale del terzo settore nella qualifica di ETS. Però è corretto che tutti siano consapevoli che questi 4 punti, questi 4 cardini, e quindi ribadisco, il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale e la VIS, potranno essere comunque
e in determinati casi anche dovranno essere, adempimenti o comunque elementi necessari nella vita dell'ente. Perché dico questo? Perché oggi, ribadisco, l'esperienza, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, dove la componente di volontariato è una forza, è una ricchezza, però da quello che si sta vedendo in questo anno e mezzo, 2 di prime fasi di approccio alla riforma, rischia il volontariato di soffrire questa necessità di adempimenti rendicontativi. Starà a ognuno di noi coglierne l'opportunità e non vederli solo come un mero adempimento. Proviamo a vedere alcuni elementi insieme. Ecco qua. Allora, l'articolo 13 stabilisce che gli enti del terzo settore, con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, non inferiori a 220.000 euro, devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, che conterrà l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e una relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se invece ha introiti, come sopra indicati, complessivamente considerati inferiori a 220.000 euro, questi ETS possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto di per cassa. Allora, prima cosa, ognuno di voi può pensare, specialmente chi è operatore in un ente del terzo settore, il tesoriere, il presidente, il vicepresidente, alla propria realtà, e qualora si superassero 220.000 euro annui, il rendiconto sarà composto da questi tre elementi: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione. Per i colleghi o coloro che hanno già una dimestichezza in materia rendicontativa, facciamo solo alcuni agganci alla materia delle società di capitali, tanto per avere dei termini di paragone. Lo stato patrimoniale è, nella sostanza, dopo vedremo, ma è il medesimo documento, medesimo modello di riclassificazione che troviamo nei bilanci delle società di capitali, quindi composto dall'attivo dell'ente del terzo settore, in questo caso, e dal patrimonio netto e dalle passività. Ci sono, dopo vedremo, alcune particolarità che sono state recepite, ma lo schema di funzionamento e di lettura è il medesimo per le società di capitali. Il rendiconto gestionale, quindi lo stato patrimoniale possiamo dire che trova molti punti di contatto nell'articolo 2424 del Codice Civile, che è ormai noto e molto conosciuto. Il rendiconto gestionale invece non posso dire che ci sono punti di contatto con l'articolo 2425 del Codice Civile, che è quello che si chiama il conto economico nelle società di capitali. Qui fra un minuto vi mostrerò come le linee guida espongono graficamente il rendiconto gestionale e vedremo che ci sono delle sostanziali differenze. Il terzo documento che compone il bilancio degli enti che hanno ricavi e rendite o proventi superiori a 220.000 euro è la relazione di missione. Una specificazione terminologica: sappiamo che la relazione di missione è un termine che viene usato più nell'ambito della rendicontazione sociale che nell'ambito del Codice Civile, per dire non ne parla. Il Codice Civile qui parla, nelle società di capitali, di nota integrativa, articolo 2427 del Codice, e relazione sulla gestione, articolo 2428. Qui il legislatore della riforma fa una crasi e mette insieme con il termine relazione di missione sia la nota integrativa sia la relazione sulla gestione, e aggiunge anche una novità, cioè le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Questo, siccome insomma, molti di voi penso che potranno avere il superamento dei 220.000 euro, è bene cominciare un po' intanto a ragionare su questi concetti, perché
nell'esperienza non era raro trovare soggetti con solitamente una forbice di ricavi compresi sì tra i 200.000 euro e i 400-500.000 euro, che vengono considerati enti no profit di medio-piccole dimensioni, che redigevano lo stato patrimoniale, abbastanza redigevano il rendiconto gestionale, ma veniva inteso come rendiconto economico, e la relazione di missione, la nota integrativa, spesso era relegata a un piccolo documento, un mero documento illustrativo. Ecco, fra un attimo vedremo che questi elementi, questi 3 documenti, devono avere delle caratteristiche ben precise. Ricordo sin da ora che il bilancio che l'ente del terzo settore andrà ad elaborare e ad approvare dovrà essere anche depositato con modalità telematiche nel registro unico nazionale del terzo settore. Questo avverrà nel 2022, dal momento che questi bilanci, questi schemi dovranno essere applicati dal 2021, dall'esercizio 2021, come prevedono il decreto del Ministero. Quindi non ci sarà, quello che dicevo prima, un'uniformità di elaborazione, di rendicontazione e di esposizione, proprio per far sì che ci sia accessibilità delle informazioni, come oggi nel mondo, ad esempio, da sempre, insomma, nel mondo delle società, e comparabilità di queste informazioni. Se invece gli introiti dell'ente del terzo settore sono inferiori a 220.000 euro, potrà essere predisposto un bilancio per cassa, cioè quello che si dice il principio di cassa, quindi in base alla manifestazione finanziaria che avviene durante l'esercizio delle entrate e delle uscite. Invece, qualora siamo superiori ai 220.000 euro, il principio di competenza economica, cioè in base alla maturazione del ricavo del costo nel tempo, a prescindere dal suo effettivo pagamento o incasso. Faccio una piccola precisazione. Il rendiconto per cassa, come vedete ho scritto possono perché il legislatore lo prevede come una facoltà. Molti di voi che sono all'ascolto presumo che stiano pensando a quello che penso io, cioè il rendiconto di cassa è preferibile che venga utilizzato veramente in situazioni, questa è una mia opinione personale ovviamente, in situazioni, lasciatemi i termini, piccole, perché la cassa non consente di tenere la memoria dei fatti di esercizio. Mi spiego molto semplicemente, e molti di voi si ritroveranno. Un'associazione piccolina, 50-60 mila euro di proventi per cassa, quindi di incassi, che però allo stesso tempo ha tra la sua forza lavoro magari un dipendente, come voi sapete, nel rapporto di lavoro deve accantonare il fondo TFR di questo dipendente e tenerlo lì, conservarlo fin tanto che c'è il rapporto di lavoro. Bene, il principio di competenza economica prevede espressamente che venga accantonato in un apposito fondo il fondo TFR a disposizione del dipendente una volta che questo cesserà il rapporto di lavoro o ne chiede nei casi previsti dalla legge l'anticipazione. E in ogni bilancio c'è la memoria, la storia del fondo che si incrementa solitamente da un anno all'altro secondo una determinata metodologia. E il lettore esterno del bilancio vede nella sezione dei fondi che c'è questo fondo TFR. Bene, nella cassa, fin tanto che il dipendente non chiede la liquidazione, si dice, del suo fondo perché finisce il rapporto di lavoro o perché ne chiede un'anticipazione, se da qualche parte non viene annotato che c'è un fondo TFR da corrispondere a questa persona, non tanto solo se c'è, ma anche a quanto ammonta, questa informazione si perde. Chi di voi lavora molto col no profit sa che spesso si perde purtroppo e è causa di
spiacevoli imbarazzi. Quindi ribadisco, il principio di cassa, a mio sommesso avviso, va utilizzato proprio in casi, in piccoli casi, in pochi casi, perché non ci dà tutte le informazioni di cui anche in parte gestionali che servono. Una notazione: per individuare gli enti che rientrano nell'obbligo di redazione del bilancio secondo la competenza economica o con la facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa, dovremo considerare il volume complessivo di ricavi, vendite e provente, senza però utilizzare le entrate derivanti da disinvestimenti, ad esempio vendite di immobilizzazioni, perché queste non sono afferenti alla gestione corrente dell'ente, e quelle relative al reperimento delle fonti. Cosa vuol dire? Vuol dire che per valutare l'importo dei 220.000 euro dovremmo considerare solamente quanto mi entra dalla gestione, diciamo, ordinaria delle mie attività di interesse generale o diverse, e non legandomi ad esempio alla dismissione di beni, agli incassi derivanti dalla dismissione di beni, o all'incasso che mi arriva ad esempio perché chiedo un finanziamento in banca. Quello è un flusso in entrata, ma che non riguarda la mia, che non deriva dallo svolgimento della mia attività di interesse generale. Prima di passare al bilancio sociale, proviamo a vedere insieme eccoli qua, gli schemi che sono stati predisposti dal decreto del 5 marzo 2020. Come dicevo prima, lo schema di stato patrimoniale non si discosta significativamente da quello previsto dal codice civile per le società, anzi lo ritroviamo. Infatti possono essere fatti riferimento all'articolo 2424 senza particolari problemi. Ci sono alcune particolarità che vi mostro nella slide successiva. Provate, in caso, vi chiedo scusa, ad avvicinarvi un po' allo schermo. Allora, abbiamo 4, ve l'ho esposto in forma orizzontale in modo che ci si possa avere una visione complessiva in un'unica slide. Come vedete, abbiamo nella prima colonna tutto l'attivo, fino al totale delle immobilizzazioni, quindi diciamo l'attivo immobilizzato. Abbiamo nella colonna centrale l'attivo circolante, le disponibilità liquide e i ratei risconti attivi. Nella terza abbiamo il passivo con il patrimonio netto, la lettera A, la lettera B il fondo per rischi oneri, la lettera C il trattamento di fine rapporto lavoro subordinato, e nella colonna di destra abbiamo tutti i debiti con i rati e i risconti. Come vedete l'esposizione dello schema è simile però a quella delle società di capitali. Presenta alcune caratteristiche. Allora, innanzitutto, una delle caratteristiche che volevo mostrarvi è, e avremmo detto anche, vediamo alcune evidenze, alcuni punti di forza e di debolezza. Uno è, allora, qui nell'attivo direi che non ci sono particolari novità e non mi metto adesso a spiegare il contenuto di ogni singola voce, perché questo richiede un approfondimento solo sulla riclassificazione degli schemi di bilancio partendo dalle società di capitali, ma non è materia di questo incontro. Però vi chiedo alcuni appunti. Allora, nella voce terza immobilizzazioni finanziarie, il decreto prevede che il vostro ente del terzo settore annoti le partecipazioni, quindi la partecipazione che esso ha in un'impresa controllata, collegata o in altre imprese, o i crediti che il vostro ente ha verso imprese controllate, verso imprese collegate o verso altri enti del terzo settore. L'appunto è, uno, vedremo, l'esperienza ci dirà se è ammesso dagli organi di controllo esterni, in primis, diciamo, controllo in senso lato l'Agenzia delle Entrate, che un ente del terzo settore possa avere una partecipazione di controllo, di collegamento in un'impresa. Impresa quale? Impresa profit. Sappiamo che l'Agenzia delle Entrate nei confronti delle onlus ha sempre
visto con diffidenza questo schema, e anzi non lo consentiva, perché diceva che ad esempio le onlus non potevano, per il tramite di imprese controllate o collegate, svolgere altre attività se non quelle previste dal decreto 460. Stessa cosa i crediti, però qui ad esempio ci sono crediti che sono nelle immobilizzazioni finanziarie verso altri enti del terzo settore. Quindi c'è un'apertura di coerenza che il vostro ente del terzo settore possa avere crediti, si dice, immobilizzati verso altri enti del terzo settore. Non è però previsto, ad esempio, al punto 1 che possa avere altre partecipazioni in altri enti del terzo settore. Quindi questa voce, quando andremo a riclassificare l'eventuale valore, andrà fatta una piccola riflessione. L'altra cosa invece viene nell'aggregato dell'attivo circolante C secondo, data una buona indicazione in termini di dettaglio di tutte le tipologie dei crediti che l'ente del terzo settore può avere con i suoi interlocutori, perché abbiamo i crediti verso gli utenti, che ci richiama la parola, ci richiama lo svolgimento di un'attività di esempio di assistenza sociale o sociosanitaria, e clienti, crediti verso gli associati e i fondatori, gli enti pubblici, verso i soggetti privati per contributi, verso enti della stessa rete, verso altri enti del terzo settore, anche qui verso imprese controllate e collegate, crediti tributari, il credito da 5 per 1000 o le imposte anticipate. Sulle imposte anticipate non assolutamente parlo in questo momento, e penso che sarà una voce che non troverà nel mondo degli enti del terzo settore un grande utilizzo. Invece le altre, dalla 1 alla 10, solitamente, anzi questo ulteriore dettaglio dovrebbe aiutare nell'esposizione del bilancio. È chiaro che il credito da 5 per 1000, molti di voi staranno pensando, ma io lo metto nel mio bilancio come credito o lo registro solamente quando lo incasso? Ecco, è una domanda che molti adesso staranno rispondendosi, e vi dico, le linee guida qui, nell'ambito del principio della competenza economica, palesano un ragionamento di dire, nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione annuale degli elenchi in cui è presente il mio ente e c'è anche scritto quale importo a titolo di 5 per 1000 gli è stato assegnato a titolo definitivo, in dottrina è ormai abbastanza unanime nel ragionamento del dire ok, quindi io ho questo credito da 5 per 1000 verso l'Agenzia delle Entrate che me lo corrisponderà nei tempi che sappiamo. Quindi faccio nascere il credito e quindi faccio nascere anche come contropartita il provento da 5 per 1000 che mi va nel rendiconto gestionale. Nelle disponibilità liquide abbiamo i depositi bancari e postali, gli assegni e il denaro e valori in cassa. Nel patrimonio netto, nella voce A della colonna del passivo, merita di essere ricordato sicuramente il punto primo, fondo di dotazione dell'ente. Le fondazioni questa voce ce l'hanno obbligatoriamente sempre, anche le associazioni che hanno concluso il percorso di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato hanno questa voce. Possono esserci sicuramente, specialmente in molte realtà un po' più strutturate, il patrimonio vincolato o per statuto o perché è deciso dall'organo istituzionale o perché è deciso dai terzi che apportano queste riserve che vengono inserite a patrimonio, o il patrimonio libero. Principalmente, ecco qui nella voce A terzo 1, riserve di utili avanzi di gestione, c'è il classico avanzo di esercizio. Fondo per rischi e oneri, abbiamo i vari fondi, questa è la stessa voce che è contenuta nelle società di capitali, e alla C quanto dicevo prima, trattamento di fine rapporto lavoro subordinato, questo è ben evidenziato. Alla voce D abbiamo l'esposizione di tutte le varie tipologie di debito, alcune diciamo che possono
che meritano la riclassificazione secondo questo schema, secondo queste linee guida. Qui diciamo che, come vedete, sono speculari con quelle dei crediti. Ricordo che questo utilizzo dello stato patrimoniale del rendiconto gestionale, quindi che compone il bilancio, promana dal principio di competenza economica e quindi i ricavi conseguiti e spese sostenute dall'esercizio a prescindere dalla loro manifestazione finanziaria. Il rendiconto gestionale, vi dicevo, si discosta dall'articolo 2425 dal classico conto economico delle società di capitali perché informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate mediante le esposizioni di aree gestionali. Ve lo mostro con l'allegato al decreto. Se vedete, spero si veda, il rendiconto gestionale è suddiviso in queste sezioni. La sezione A, che comprende i costi e gli oneri da attività di interesse generale con i relativi ricavi, renditi e proventi. Apro una parentesi, ricordiamoci, come sicuramente chi mi ha preceduto vi avrà spiegato, che l'articolo 5 del decreto 117, che è uno dei capisaldi della riforma, prevede che gli ETS svolgono in primis attività di interesse generale, sono le famose 26 lettere dell'articolo 5. Possono svolgere, articolo 6, attività diverse e ulteriormente possono effettuare attività di raccolta fondi, l'articolo 7. Quindi lo schema espositivo si ritrova perfettamente nelle disposizioni del legislatore, perché la lettera A richiama l'articolo 5 del decreto, la lettera B l'articolo 6 e la lettera C l'articolo 7. La lettera D, che è la parte relativa all'attività finanziaria e patrimoniale, e l'articolo e la lettera E, il supporto generale, sono due categorie o comunque aggregati parziali che trovano compimento nella realtà stessa dell'ente, perché può assolutamente accadere che l'ente ad esempio abbia, se guardiamo la D, investimenti, patrimonio edilizio, quindi degli affitti, i cui introiti servono per finanziare, al netto delle spese, servono per finanziare l'attività di interesse generale, o degli investimenti bancari o finanziari, anche qui i cui introiti servono per sostenere le attività di interesse generale. E la lettera E, che qui vi dico già, non sarà facilissimo questa operazione di riclassificazione dei proventi e oneri supporto generale, perché rimane comunque tutto il problema di usare dei parametri di riferimento per imputare i costi generali a questo aggregato piuttosto che ai precedenti. Alcuni elementi. Come vedete, lo schema prevede che ci siano avanzo e disavanzo di attività di interesse generale nell'esercizio T, cioè nell'esercizio corrente, e nell'esercizio T-1, che è l'esercizio precedente. Qui abbiamo la comparabilità, che è uno degli elementi che dicevamo, comparabilità e omogeneità del dato, che era uno degli intenti del legislatore. Nella lettera B abbiamo le attività, i ricavi e vendite e costi delle attività diverse, con il loro più o meno, cioè avanzo e disavanzo. La C, l'attività della raccolta fondi, e avanti come abbiamo visto prima. Alcuni punti nella lettera A dei ricavi e proventi, attenti che è stato indicato al punto 4, al punto 5, le erogazioni liberali e i proventi del 5 per 1000. Ne abbiamo visti i proventi del 5 per 1000 nei crediti prima. Lascio un appunto. Alcuni studiosi, alcuni tecnici dicono che forse il punto 4 e il punto 5 della lettera A ci stava nella lettera C insieme, quindi perché la natura di queste attività è più di raccolta fondi che di attività di interesse generale. Osservazione che mi trova anche d'accordo, però il legislatore ha optato per una scelta diversa.
Quindi facciamo attenzione che quando avremo l'avanzo o il disavanzo di attività di interesse generale, e quindi cercheremo una correlazione, ad esempio, tra i vicari per le prestazioni e cessioni ad associati e fondatori, i relativi costi, e dovremmo vedere se questa attività mi ha prodotto un avanzo e disavanzo, ecco, il lettore attento capirà che questo dato potrà essere influenzato dall'importo delle erogazioni liberali, le cosiddette liberalità. Una volta si diceva il termine le offerte, ma è significativo, fa capire il concetto, e risulterà anche influenzato dal 5 per 1000. Quindi comunque il rendiconto non è l'unico o necessariamente uno strumento gestionale, perché da qui la gestione non risulta, diciamo, immediatamente, perché è necessario scorporare alcune voci per capire, quindi bisogna fare internamente in amministrazione delle sottosuddivisioni per poter vedere le marginalità delle proprie attività di interesse generale. E una particolarità che il decreto del Ministero ha voluto introdurre sono, una volta che, qui dove c'è la freccia, abbiamo evidenziato l'avanzo e il disavanzo dell'esercizio prima delle imposte. Le imposte, e ricordiamoci che potranno esserci le imposte, e qui le imposte sono, ad oggi, se non ci sono idee nuove del legislatore, due: l'imposta IRES e l'imposta IRAP. IRAP in alcune regioni non è detto che ci sia, perché ci sono delle esenzioni, ad esempio per le onlus ad oggi, in alcune regioni d'Italia, e quindi non è detto che questo importo sia valorizzato, quanto nemmeno l'IRES, e invece potrà esserci che entrambi questi importi siano valorizzati. L'avanzo dell'esercizio prima delle imposte meno le imposte mi darà l'avanzo e il disavanzo dell'esercizio. Una novità importante inserita dal decreto del Ministero è la presenza dei costi e i proventi figurativi. Quindi per la prima volta sono prospetti facoltativi che potremo riportare in calce sia negli schemi di bilancio per competenza che per cassa, con la valorizzazione dell'attività di volontariato, e quindi i costi figurativi da attività di interesse generale e da attività diverse, e i proventi figurativi da attività di interesse generale e da attività diverse. Molti di voi avranno visto che questa tabella non si chiude con un parziale di avanzo o disavanzo. Viene chiesta solo in questo momento la valorizzazione, con tutta la tematica che potremo affrontare solo in un evento apposta, di come valorizzare l'attività di volontariato in relazione alle risorse umane, ma anche ad esempio a tutto il tema dei beni donati da parte di benefattori, e quindi non beni in denaro ma in natura. Comunque ad oggi rimane, il decreto prevede che sia facoltativo e non obbligatorio. Alcune particolarità sul rendiconto gestionale per cassa, perché merita alcune evidenze. Allora, qui vedete, il decreto del Ministero prevede che il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema. Quindi ritorno a quello che ho detto prima: questi schemi sono schemi rigidi. È prevista la possibilità, nel decreto è scritto, ma non vi tedio su questo, di fare dei piccoli aggiustamenti, ma in termini o di raggruppamento di voci se significative, o di leggera, diciamo, dettaglio, ma un po' come succede nelle società di capitali. Ma questi schemi sono rigidi, non possono essere modificati a piacimento dall'operatore del bilancio. Vanno mantenuti in questa forma. Anche qui abbiamo le due sezioni contrapposte delle uscite e delle entrate e la divisione nelle 5 aree che abbiamo visto prima. Ovviamente qui vengono cambiati un po' i termini, perché invece dei proventi e dei ricavi si parla di entrate,
perché qui rileva ciò che entra nel conto corrente bancario postale o nella cassa durante l'esercizio T, in confronto a quanto è entrato nell'esercizio T-1, cioè nell'esercizio precedente. 5 per 1000, vedete, entrate del 5 per 1000, permettetemi, qui c'era scritto proventi del 5 per 1000, non sono sinonimi. Uno sottende il principio di cassa, l'altro sottende il principio di competenza. E comunque la scelta è stata ancora una volta di inserire le erogazioni liberali e le entrate del 5 per 1000 nell'ambito delle attività di interesse generale. Permettetemi di evidenziare altri due aspetti. Alla D ci sono le entrate e le uscite da attività finanziarie patrimoniali, quindi anche qui ad esempio gli affitti o le cedole o i dividendi eventualmente incassati dalla gestione finanziaria. Anche qui ci sono le entrate e le uscite di supporto generale, e però abbiamo, questa l'ho solo ripresa per collegamento, quello che volevo farvi vedere è che lo schema prevede avanzo e disavanzo d'esercizio prima delle imposte, anche qui le imposte, e un nuovo subtotale che è l'avanzo e il disavanzo d'esercizio prima di investimenti ed investimenti patrimoniali e finanziamenti. Facciamo attenzione perché questo è lo schema che dovrebbe creare innanzitutto, chi è esperto di contabilità lo sa, la famosa riconciliazione tra i saldi dei miei conti correnti e il rendiconto per cassa. Riconciliazione o perfetta coincidenza, altrimenti si sa c'è qualcosa che non va, è una delle regole auree che si insegnano all'università. E soprattutto facciamo attenzione perché qui c'è tutta la gestione da investimenti o disinvestimenti. Guardate, se ad esempio io uscite da investimenti in immobilizzazioni o dei flussi di capitale di terzi, cosa vuol dire? Vuol dire che se io ad esempio ho appunto acquistato un immobile, un'immobilizzazione, qui dovrò segnare che mi è uscito del denaro per comprare un'immobilizzazione inerente all'attività di interesse generale oppure inerente alle attività diverse. Stessa cosa specularmente, le entrate, vendo un cespite, vendo un'immobilizzazione, dovrò segnare che l'entrata relativa. Un appunto sul punto 4 che accade più spesso di quanto si pensi: rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti o ricevimento di finanziamenti e di prestiti. Se un ETS, un ente del terzo settore che opta per il rendiconto gestionale per cassa, avesse in essere un finanziamento bancario e paga la rata quota capitale, dovrà scrivere qui quanto è uscito nell'esercizio a titolo di rimborso di finanziamento al suo finanziatore. Allo stesso modo, nel momento in cui ad esempio riceve un mutuo chirografario, un mutuo ipotecario, e c'è l'entrata iniziale di denaro a seguito del finanziamento, nella voce 4 delle entrate dovrà segnarlo qui. Segnarlo proprio nel senso riclassificarlo per poter avere poi la riconciliazione e giungere ad avere l'avanzo e il disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e dei finanziamenti, da cui dopo riconciliare con l'avanzo e il disavanzo prima degli investimenti, l'avanzo e il disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti e infine l'avanzo e il disavanzo complessivo, che ovviamente si deve riconciliare con l'ultima tabellina che è la fotografia della mia cassa in senso lato alla fine dell'esercizio corrente e alla fine dell'esercizio precedente. Come vedete però non ho memoria e traccia di quelle che sono eventuali posizioni creditorie e eventuali posizioni debitorie. Permettetemi, molti di voi staranno dicendo, beh, ma insomma, su 220.000 euro di entrate, cosa vuoi muovere con tutta questa? È chiaro che il legislatore favorisce la cassa e può andarmi anche bene. Attenti però ad esempio che
rilevazione dei crediti per ad esempio enti anche piccoli, ma ce ne sono molti, che lavorano con l'ente pubblico in convenzione, in accreditamento, in cui ad esempio magari la quota dell'attività fatta per conto dell'ente pubblico a novembre e dicembre, che spesso viene liquidata dalla tesoreria dell'ente pubblico nei mesi successivi dell'esercizio successivo, qui non risulta. E quindi se ne deve tenere conto extracontabilmente, fuori bilancio. Stessa cosa, le posizioni di fornitori, magari anche importanti, l'ente che ha dato in appalto un servizio, la cosiddetta prestazione di dicembre, magari si paga a gennaio, qui non si vede, bisogna tenerne conto fuori. Oppure, visto che il legislatore lo contempla, se io ricevo un finanziamento e dopo devo rimborsarlo, io non lo so quanto è questo finanziamento, non risulta espressamente come ad esempio nello stato patrimoniale nei debiti, non so immediatamente da una prima lettura quanto è la posizione di debito verso la banca. Quindi, senza tediarvi oltre su questo aspetto, però mi piace farvi vedere come sicuramente il rendiconto gestionale per cassa può dare delle facilitazioni, però a mio avviso veramente va usato per casi dove si vede che le informazioni sono sufficientemente racchiuse in questi schemi. Qualora questi schemi non siano sufficienti per tutte le informazioni che il vostro ente vuole rappresentare, consiglio di adottare la competenza economica e quindi la partita doppia e quindi gli schemi di bilancio di stato patrimoniale e conto economico. Chiaro che a questi segue la relazione di missione. Alcuni cenni sulla relazione di missione, perché come dicevo prima è un documento che descrive dettagliatamente l'attività e gli obiettivi dell'attività sociale e allo stesso tempo illustra le poste di bilancio, come fa la nota integrativa, illustra l'andamento economico-finanziario, come dovrebbe fare la relazione sulla gestione con riferimento alle società di capitali, e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Attenzione, qui non si parla di obiettivi di efficacia dell'ente nel perseguimento degli obiettivi, si parla di modalità di perseguimento. Attenzione che la relazione di missione non va confusa con il bilancio sociale, di cui parliamo tra poco, perché sono due documenti completamente diversi. Alcune informazioni che dovranno essere, attenzione, obbligatoriamente contenute nella relazione sulla gestione sono i dati sugli associati, sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti. Quindi ad esempio questo, lasciatemi che faccia qualche richiamo al tipo di ETS, i dati sugli associati, sui fondatori e sulle attività svolte dall'ente nei loro confronti sarà tipico ad esempio di un'associazione di promozione sociale o di una fondazione in cui però il ruolo dei fondatori sia attivo nella fondazione, non distaccato. Ecco, un'indicazione degli impegni di spesa e di investimento di fondi e contributi ricevuti con finalità specifiche. Qui il decreto del Ministero utilizza anche termini più tipici dell'ente pubblico, ma fa capire che se ci sono impegni di spesa, quindi importi di investimenti o reinvestimenti che andranno per determinate finalità, vanno indicati. Una descrizione della natura delle erogazioni liberali, quindi questo è importante, cioè sono più in denaro, in che tipo di natura di erogazioni abbiamo ricevute, in denaro o in beni, in primis, se sono in beni o servizi, che cosa sono state e anche cosa le abbiamo, a mio avviso, anche utilizzate. Il numero medio dei dipendenti e, attenzione, il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari. In questi venerdì del terzo settore sicuramente si era già parlato del registro dei volontari, l'obbligo di assicurazione e del ruolo centrale del volontario che l'articolo 17 di tutta la riforma dà.
e quindi va messo in relazione alla missione. L'illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione, quindi una parte legata allo stato di salute economico e finanziaria dell'ente. Lasciatemi un elemento di attualità. Questa cosa, ad esempio, in questi mesi in cui chi come me sta redigendo bilanci di società di capitali ma di altri enti, fa riferimento ad esempio alla situazione dell'ente in relazione al Covid e quindi i cosiddetti fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, l'evoluzione prevedibile o imprevedibile della gestione a seguito del Covid. La relazione di missione nell'ETS dovrà contenere questi esempi. L'indicazione delle modalità di perseguimento, quindi come l'ente si muove per perseguire le finalità statutarie. Le informazioni e i riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse danno per il perseguimento della missione dell'ente e l'indicazione del carattere secondario. Ecco, quindi nella relazione dobbiamo dire come perseguiamo le finalità statutarie e quindi le attività di interesse generale che trovano piena attuazione con le finalità statutarie e allo stesso tempo anche le attività secondarie che sappiamo, stiamo attendendo, se non ricordo male, il decreto ufficiale, ci sono già le bozze però, che dicono in termini numerici in che modo le attività diverse possono sostenere le attività di interesse generale pur rimanendo sempre secondarie e strumentali. È un po' lo stesso concetto che nelle ONLUS abbiamo quando parliamo di attività istituzionali e di attività connesse o accessorie. Dobbiamo scriverlo, il contributo che esse forniscono. E infine possiamo anche riportare ulteriori informazioni che servono per dare la famosa rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive. Capite che quindi superando i 220.000 euro di proventi, ricavi, comunque la documentazione non è impegnativa comunque da realizzare e da elaborare. È un aspetto questo che possiamo adesso, insieme, avendo i decreti, capire ed esaminare e permetterci di fare la scelta e l'adeguamento alla riforma del terzo settore, che ricordiamo è stata prorogata al 31 ottobre la modifica degli statuti per le APS, per le ODV e per le ONLUS, e quindi abbiamo ancora un po' di tempo per riflettere anche alla luce di questi adempimenti rendicontativi. Manca il tema fiscale, l'articolo 79, così abbiamo un veloce rilancio all'aspetto fiscale, è uno degli articoli che più impegnerà i decisori dei vari enti nel capire la propria veste, perché dall'articolo 79 promana la mia qualità di ETS che svolge attività commerciale e non commerciale. Per non parlare della possibilità di essere anche impresa sociale con una fiscalità particolare, oggetto di approvazione o meno da parte dell'Unione Europea. Tutto questo poggia però sulla mia capacità rendicontativa. Teniamo anche conto che questi documenti di bilancio, di rendicontazione, trovano la loro origine in primis sulla capacità dell'ente di dare informazioni economico-finanziarie e quantitative nei confronti dei interlocutori interni, gli associati, fondatori, dipendenti e, diciamo, semi-interni, gli utenti, coloro che ruotano attorno all'ente, e gli interlocutori esterni, l'ente pubblico, il mondo bancario, l'Agenzia delle Entrate, la comunità di riferimento. Sono i primi documenti che appunto saranno anche obbligatoriamente depositati nel RUNTS, che saranno un po' la mia facciata, la mia carta d'identità numerica. Quindi l'aspetto fiscale poggia, ma non tutto, perché quando ci sarà l'incontro specifico sulla fiscalità, vedrete come
come spesso accade, la fiscalità poggia su presupposti autonomi che consentono di arrivare o meno alla determinazione delle imposte. Questo non è un obbligo prima di tutto fiscale, è un obbligo civilistico, diremmo, che trova proprio origine nel decreto 117. Abbiamo detto che il contenuto di quanto previsto dall'articolo 13 trova un suo completamento nel bilancio sociale, nell'articolo 14. Articolo 14 che, volevo farvi vedere una cosa, un attimo solo, eccolo qui. Allora, il bilancio sociale, molti mi chiedono se devono, quindi usano il verbo dovere, in relazione alla materia di bilancio sociale. Allora, il legislatore nell'articolo 14 è chiaro, perché dice che gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro deve redigere il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro del 4 luglio 2019, quindi sono uscite l'estate scorsa. Quindi prima risposta alla domanda è, se vogliamo usare il verbo devo, allora devo fare il bilancio sociale sopra al 1 milione di euro. Quindi è chiaro che l'obbligatorietà viene legata a un importo rilevante di proventi. Se devo farlo, devo tenere conto però allora, per dire devo fare un bilancio sociale conforme alle linee guida. Anche qui non posso inventarmi il mio bilancio sociale, che tra l'altro andrà anche esso depositato, ma devo fare un bilancio che tenga conto delle linee guida. Il bilancio sociale, si dice, è uno strumento di accountability che consiste nella rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati economici, sociali e ambientali delle attività svolte. Allora, se abbiamo detto che prima l'articolo 13 disciplina, diciamo, la mia carta d'identità economico-finanziaria, il bilancio sociale invece mi declina l'aspetto del mio comportamento e del mio risultato, non solo economico, che è una delle dimensioni del bilancio sociale, a volte anche contenuta, ma soprattutto la dimensione sociale e soprattutto la dimensione sociale e la dimensione ambientale nel contesto di riferimento in cui sono inserito. Il bilancio sociale, appunto, le linee guida. Il primo bilancio sociale, qualora vi sia l'obbligo, dovrà essere pubblicato dagli enti del terzo settore secondo le linee guida nel 2021 e sarà relativo alle attività svolte nel 2020. Quindi nell'anno adesso 2020 noi stiamo già svolgendo con i nostri ETS attività che saranno obbligatoriamente o anche volontariamente oggetto di bilancio sociale. Perché ho detto anche volontariamente? Perché nulla vieta che l'ETS adotti prenda la decisione di elaborare un bilancio sociale. Attenzione, bilancio sociale che per potersi definire tale, quindi conforme all'articolo 14 e alle linee guida, dovrà seguire i principi e quanto contenuto nelle linee guida stesse. Quindi, anche se lo faccio volontariamente, per potermi fregiare del fatto che sto elaborando e pubblicando un bilancio sociale, devo farlo secondo le linee guida del 4 luglio, non secondo altri riferimenti o inserendo o omettendo parti rilevanti. Devo comunque seguire questi elementi. Le linee guida indicano i principi che devo seguire nella redazione del bilancio sociale, quindi la completezza, la rilevanza. La rilevanza è importante, cioè dovrò andare a riportare dei dati che permettono al lettore e all'interlocutore di poter
prendere delle eventuali decisioni o comunque delle considerazioni derivanti dalla lettura del bilancio stesso. E quindi rilevanza vuol dire che il dato che io espongo nel bilancio influenza una possibile decisione. Trasparenza, la neutralità, quindi devo inserire, lasciatemi il gergo, sia le cose che sono andate bene ma anche quelle che hanno delle criticità. La competenza di periodo, quindi devo stare concentrato sull'anno d'esercizio. La comparabilità, come vedete, si richiama. La chiarezza, la veridicità, la verificabilità del dato. Il mio dato deve essere sempre verificabile. L'attendibilità e l'autonomia. Quindi anche se per l'autonomia devo avere un'autonomia e non essere condizionato da qualunque elemento esterno nell'inserire i dati che compongono il bilancio. Attenzione, qualora ci fossero, che le imprese sociali, i gruppi di imprese sociali sono tenute, a prescindere dai ricavi, alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale. Gli altri enti, abbiamo visto, hanno la soglia del €1.000.000 e i centri di servizio per il volontariato, i CSV, appunto, indipendentemente dalla dimensione economica della loro attività, sono tenuti alla redazione e alla pubblicazione. Le linee guida indicano ed individuano i contenuti minimi che ciascun bilancio sociale dovrà contenere per poter dire che il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida. E quindi la metodologia adottata, e quindi qui si fa riferimento agli standard già esistenti ad oggi elaborati dalla prassi nazionale ed internazionale in materia di bilancio sociale, che sono l'equivalente, per esempio, dei principi contabili redatti, ad esempio l'organismo italiano di contabilità redige dei principi contabili. Allo stesso modo ci sono organizzazioni nazionali e internazionali che redigono dei principi, degli standard per effettuare il bilancio sociale. Le informazioni generali sull'ente, la governance e quindi i dati sulla base sociale, sugli organismi diretti e sugli organismi di controllo, il ruolo, cerchiamo di parlarne dopo un attimo, dell'organismo di controllo e della revisione legale di cui è l'articolo 30 e 31 della riforma, persone e quindi la consistenza e i dati di dettaglio sui lavoratori e sui volontari, la contrattualistica, le attività, anche qui la presenza del rimborso ai volontari. Ricordiamoci che sul rimborso ai volontari c'è un comma apposta all'articolo 17. Le attività e quindi, eccolo qui quello che dicevamo prima, le informazioni quantitative e qualitative, non necessariamente monetarie. Chi di voi fa già il bilancio sociale sa quanta attenzione va data a, classico esempio, utenti coinvolti, pasti erogati, prestazioni di presenza effettuate, quindi non necessariamente valorizzazioni monetarie, ma informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate. I destinatari, il raggiungimento o meno degli obiettivi programmati e i fattori che ne hanno facilitato o reso difficile il conseguimento. Le linee guida si esprimono così. Come vedete sono delle enunciazioni di principio che dopo dovremo declinare nel nostro singolo caso, ma avendo questi riferimenti. E chiede perfino le linee guida che vadano indicati fattori che rischiano di compromettere le finalità dell'ente. Attenti che questo, fattori che rischiano di compromettere, è un po' l'equivalente dei rischi che nelle società di capitali, a cui le società di capitali sono soggette, che devo darne una precisa indicazione nella relazione sulla gestione. Qui viene messo in senso di fattore che rischia di compromettere la mia finalità, tanto fino a portarmi anche a un eventuale fine delle attività e le azioni messe in atto per contrastare tale evenienza. Questo è un punto molto importante, pensate, per il lettore che legge questi passaggi. È un punto che richiede una forte onestà, autonomia e di discernimento da parte dell'organo amministrativo che metterà nero su bianco questi punti. Però è importante. La situazione economico-finanziaria ovviamente non sarà una ripetizione del bilancio d'esercizio di quell'articolo 13, ma
provenienza delle risorse, distinguendo fonte pubblica e privata, e, come dicevamo prima, un'attenzione sulle attività di raccolta fondi, e anche qui con eventuali criticità. Altre informazioni di natura non finanziaria, ad esempio, l'informazione di tipo ambientale. Come sapete, la dimensione ambientale è molto importante e trova nel bilancio sociale trova spesso una sua riferimento e collocazione, e la di natura sociale. Questi, ovviamente, qui per esigenze di tempo non possiamo approfondire di più, però mi sento di dire, prima di passare all'altro punto, quindi l'articolo 13, il bilancio d'esercizio con i numeri e con la spiegazione dei numeri, lasciatemi queste sintesi forti. L'articolo 14 mi dice bilancio sociale, e quindi cominci a dirmi cosa fai, come lo fai e a chi ti rivolgi e come ti muovi nell'ambiente di riferimento. E me lo dici secondo uno schema, secondo delle linee guida. L'altra novità, la valutazione di impatto sociale, il cui concetto è contenuto sempre nell'articolo 14, in cui nel bilancio sociale l'ente del terzo settore darà voce alla valutazione di impatto sociale. Questa provo a essere sintetico e non perché è una tematica abbastanza delicata. Il 12 settembre 2019 sono state pubblicate in Gazzetta le linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale e delle attività svolte dagli enti del terzo settore. È la prima volta che il legislatore nell'ambito del no profit parla di valutazione di impatto sociale. Non è la prima volta che si parla di valutazione di impatto sociale, in quanto in alcuni ambiti specifici della pubblica amministrazione o anche della sanità la valutazione di impatto è un argomento ben noto, per il quale già da tempo sono state elaborate delle metriche di riferimento per arrivare a questa valutazione. È la prima volta però che lo si inserisce con queste linee guida per avere uno strumento attraverso il quale gli enti del terzo settore comunicano ai propri stakeholder, ai propri interlocutori, l'efficacia nella creazione di valore sociale ed economico, allineando i target operativi dell'ente con le aspettative dei propri interlocutori, migliorando l'attrattività nei confronti dei finanziatori esterni. Le linee guida fanno un'affermazione importante. La VIS, che è quindi visto come uno strumento per comunicare a chi si rapporta con l'ente la mia efficacia nel creare valore, soprattutto valore sociale, in termini di raggiungimento di obiettivi che voglio io ente con anche quelli che la collettività o la collettività di riferimento si aspetta da me, al fine anche di riuscire ad avere un miglioramento nei confronti di attrattività nei confronti dei finanziatori. Viene vista anche come un modo per poter raggiungere l'interesse dei finanziatori. Sono obbligatorie queste linee guida? Allora, obbligatorie no, ma sono da intendersi come uno strumento sperimentale di una mia, innanzitutto, autovalutazione dell'ente. Qual è il punto forte di tutta la VIS? Che le linee guida non ci dicono come creare lo strumento di valutazione di impatto, ma mi danno dei criteri e delle metodologie che mi devono consentire di misurare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Ma attenzione che le metriche non vengono spiegate, non vengono enunciate dalle linee guida, quindi sarà nell'ambito di questo approccio sperimentale che l'ente dovrà iniziare a ragionare di come individuare
i suoi parametri per valutare l'impatto sociale rispetto agli obiettivi programmati e rispetto alle aspettative che il contesto ambientale ha nei confronti dell'associazione. Le linee guida definiscono l'impatto sociale come la valutazione qualitativa e quantitativa sul breve, medio e lungo periodo degli effetti, eccolo qua, vedete, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato. È un ulteriore passo rispetto al bilancio sociale. Capite che è una sorta, cioè stiamo andando dall'esposizione del bilancio d'esercizio, numeri, al bilancio sociale, numeri, fatti e informazioni, arriviamo agli effetti, all'impatto, quindi è un climax ascendente che mi porta ad avere un dettaglio che ad oggi non c'è mai stato, se non sicuramente ci saranno delle esperienze in questo senso nel panorama nazionale, non ho dubbi, ma metterlo in maniera generalizzata capite che è un'ottima opportunità. Va però studiata e va fatto proprio un percorso sperimentale. Scusate, guardo l'ora perché non voglio sforare. È facoltà dell'ente del terzo settore la scelta delle metriche per la valutazione dell'impatto, quindi viene lasciata la libertà di individuare come misurare la valutazione di impatto. È chiaro che il mio sistema di valutazione potrà avere articolazioni e complessità diverse a seconda di quanto grande sono e se sono un'associazione, se sono una fondazione, se sono una rete, è chiaro, e ognuno ha la propria peculiarità. Chiudono le linee guida dicendo: per gli ETS è importante che la valutazione di impatto sociale non sia ridotta a una rilevazione meramente economica e quantitativa. E, aggiungo io, degli esempi possono essere proprio per capire la valutazione di impatto. Un primo approccio può essere di chiedere, ad esempio, a uno dei miei interlocutori l'impatto che il mio ente ha avuto nei suoi confronti. Noi sappiamo che gli stakeholder possiamo definirli interni, esterni, a metà. Possiamo chiedere, per esempio, ai dipendenti, alle risorse, com'è l'impatto dell'ente nei loro confronti, per vedere se gli obiettivi che l'ente si pone nei confronti dei dipendenti, delle forze da lavoro, vi è una corrispondenza o se siamo lontani. La stessa cosa come si fa nell'ambito della sanità, quindi prendo solo un esempio, la soddisfazione o comunque la soddisfazione, diciamo, degli utenti, oppure di utenti o anche soggetti che si interfacciano con l'associazione o con la fondazione, o anche nell'ambiente di riferimento o anche nell'ente pubblico. È soddisfatto l'ente pubblico che è in convenzione in accreditamento con me di quanto sto facendo e di come lo sto facendo? Quindi non solo un aspetto quantitativo, ma anche un aspetto qualitativo. Ribadisco e chiudo questa parte, dopo solo ancora 5-6 minuti, faccio riferimento a elementi sperimentali. È tutto da programmare e progettare. Volevo solo, in conclusione, la VIS andrà contenuta come riferimento anche nel bilancio sociale e quindi una parte del bilancio sociale darà un link, un riferimento a quanto ho fatto in termini di valutazione di impatto sociale. Chiudendo concetto anche di schemi di bilancio e rendicontazione, non possiamo dimenticare il ruolo degli organi di controllo. Ricordiamoci che io posso avere nel mio ente del terzo settore, come prevede l'articolo 30 della riforma del terzo settore, un organo di controllo.
organo di controllo che è obbligatorio per le associazioni, per le fondazioni, obbligatorio anche in forma monocratica, e nelle associazioni riconosciute e non riconosciute invece scatta l'obbligo di nomina quando supero per 2 esercizi consecutivi un attivo dello stato patrimoniale di 110.000 euro, ricavi di 220.000 euro e 5 unità di dipendenti occupati. Quindi 2 limiti per 2 esercizi, 110 di attivo, 220 di ricavi o 5 unità. Se li supero, devo nominare un organo di controllo, i cui compiti è l'osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e anche l'adeguatezza dell'organo di amministrazione nel suo funzionamento. Sto facendo un po' io una sintesi dell'articolo 30. Quindi, attenzione, l'organo di controllo, qualora l'ente mi superi, ente non fondazione, perché la fondazione anche con €1 deve nominarlo, alla nascita lo deve nominare l'organo di controllo, ha funzioni appunto di controllo, si dice di legge e di statuto, e può esercitare la revisione legale, e in quel caso deve essere costituito da revisori legali, che sono un'apposita categoria professionale con un apposito albo e registro anzi scusate, non albo. Qualora io invece superi l'attivo patrimoniale di 1.100.000 o ricavi di 2.200.000 o 12 unità, il mio ente sarà obbligato a avere un organo di revisione legale necessariamente affidato a un revisore legale o a una società di revisione. Ma tra i 220.000 ad esempio euro e i 2.200.000, l'organo di controllo dovrà svolgere attività di controllo, si dice, di statuto, di osservanza della legge e dell'atto costitutivo, e rilascerà una relazione, come vedete, un giudizio sul bilancio, che dovrà appunto contenere un giudizio sul bilancio, un giudizio sulla coerenza con il bilancio e un giudizio di conformità della medesima parte, quindi quella relativa alla relazione di missione con le norme di legge. Quindi, quando l'organo di controllo svolge l'attività di revisione dei conti, si esprimerà anche sul bilancio e si esprimerà anche con riferimento al bilancio sociale, sulla sua redazione e sulla sua completezza di informativa rispetto alle indicazioni minime che l'articolo 14 prevede. Questo è, diciamo, la disciplina che abbiamo visto. Quindi, se torniamo un attimo alla nostra percorso, come vedete abbiamo, e proviamo a fare una sintesi finale e conclusiva, abbiamo proprio questa scala con il bilancio di esercizio, abbiamo visto il principio di competenza, che è il principio guida della redazione della contabilità e del mio bilancio, il principio di cassa, che dagli esempi che abbiamo visto spero siano stati significativi, sugli schemi del rendiconto di cassa, fa sì che questo a mio avviso lo adottiamo, insomma, non in maniera generale, pur facoltizzati nel farlo. Gli schemi di bilancio emanati dal Ministero del Lavoro il 5 marzo, il bilancio sociale, la sua funzione, la sua obbligatorietà, il €1.000.000, quindi non obbligatorio per tutti per il momento, o comunque a seconda delle platee di riferimento. Se lo faccio obbligatoriamente o se lo faccio volontariamente, però devo seguire le linee guida. La VIS, la valutazione di impatto sociale, il suo approccio sperimentale, che è tutto, diciamo, da costruire. La fiscalità, l'articolo 79 in materia di imposte dirette, quindi se sono o meno un ente commerciale che trova
una sua prima origine nel bilancio di esercizio, ve lo dico già, non nel bilancio sociale, non nella VIS, trova una sua origine nel bilancio dell'articolo 13. Bisognerà, e lo si vedrà nell'apposito incontro sull'articolo 79 e sull'articolo 82-83 della riforma, esaminare bene se l'ente svolge le attività di interesse generali con modalità commerciali o con modalità commerciali, secondo dei criteri appositamente contenuti. È chiaro che abbiamo visto prima gli schemi di rendiconto gestionale contengono già i sottoaggregati e quindi mi mostrano e mi dicono già se sto avendo un avanzo o un disavanzo. Non sono però sufficienti per dirmi se sono commerciale o meno. Io, vista anche l'ora, mi fermerei un attimo e lascio la parola al professor Perego. Grazie mille, dottor Boldin, per la sua interessantissima relazione, davvero diciamo molto puntuale dal punto di vista tecnico, ma nello stesso tempo ci ha fornito tantissimi spunti utili per chiunque opera come professionista o come responsabile in prima persona di enti del terzo settore, quindi la ringraziamo davvero per il suo contributo di oggi. Ecco, visto che mancano ancora qualche minuto, vedo che ci sono alcune domande, non so se vuole... Sì, un attimo che le guardo subito, permettetemi. Sì, certo. Allora, un secondo solo. Allora, viene chiesto contributi da soggetti privati. Permettete, che sono tutte interessanti, quindi visto che abbiamo 2 minuti, se esatto, magari se vuole scegliere un paio, giusto? Sì. Lasciatemi solo un secondo. Allora, punto 6a, contributi da soggetti privati, sì, e il punto 2b della stessa voce. Certo, sì, la fonte è la medesima, solo che uno... Scusi, dottor Boldin, magari leggiamo la domanda proprio sì, perché... Scusate, allora viene chiesto che differenza c'è tra il punto 6a, qui si sta parlando, presumo, del rendiconto gestionale per competenza, e dove al punto 6A, contributi da soggetti privati, e il punto 2B della stessa voce, nella sostanza si fa riferimento agli schemi di riclassificazione, dove al 6A ci sono appunto tra i ricavi contributi da soggetti privati, e al 2B nelle attività diverse contributi da soggetti privati. La natura è la medesima, è diversa la destinazione, perché il 6A vuol dire che il privato dà una contribuzione che va verso il sostegno dell'attività di interesse generale, del rendiconto gestionale, grazie, ho visto che è stato precisato, e la 2B invece va a sostegno delle attività diverse, e potrei anche dirvi allora, contributo da soggetti privati verso le attività diverse vorrà dire a sostegno di un'attività commerciale, quindi tassazione, punto di domanda, e invece 6A soggetti verso le attività di interesse generale, probabile detassazione, però probabile. Un'altra domanda, un attimo solo. Allora, viene chiesto sui costi di interesse generale se possono essere quasi azzerati a causa di un ribaltamento proporzionale nelle altre sezioni. Esempio, costo del personale amministrativo potrebbe essere un esempio. Infatti non è detto che i costi di interesse generale vengano riclassificati in quella sezione. È necessario trovare però il corretto parametro di riferimento. È anche vero che però in economia aziendale ci viene insegnato che c'è sempre una soglia, uno zoccolo di costi di interesse generale che rimangono. Anche qui io direi non c'è un giusto o uno sbagliato, ma c'è un metodo di ripartizione e parametrazione. Ne rispondo all'ultima, se dite.
c'è scritto un'associazione che per opportunità e non per obbligo vorrà passare dal bilancio e rendiconto per cassa a quello di competenza, quali linee guida adottare per tale passaggio? Allora, su questo punto non c'è ancora un riferimento. Diciamo, è scritto, diciamo che nella prassi attuale la procedura era nell'esercizio in cui, allora, innanzitutto, adesso faccio molto il pratico dall'esperienza, se decido di passare la competenza mi devo porre nel 1° gennaio dell'anno in cui comincio a voler fare la competenza e devo incominciare a fare la contabilità per competenza in partita doppia. Ho tutto il problema delle poste, delle voci dell'esercizio precedente che dovrò contabilizzare in conti transitori per poter agganciarmi e dare continuità tra un anno all'altro. Non ci sono però adesso non vado nel dettaglio perché diventa troppo pesante, non ci sono però delle linee guida precise su questo, quindi va studiato caso per caso. Ecco, grazie mille davvero anche di queste ulteriori risposte. Mi permetto solo di farle un'ultima domanda davvero telegrafica, perché ho visto che in diversi durante l'intervento che si sono collegati in un momento successivo si sono persi questo passaggio, e la domanda sostanzialmente riguardava l'applicabilità degli schemi di bilancio che lei ha illustrato anche alle imprese sociali o alle cooperative sociali, cioè si chiedeva appunto se questi schemi dovessero trovare applicazione anche alle imprese sociali, alle cooperative sociali. No, allora, grazie della domanda. No, allora, per il momento rimane confermato che cooperative sociali e imprese sociali redigono invece in conformità al 2004 e 23 del Codice Civile, perché non dimentichiamoci che in primis questi soggetti sono soggetti del libro quinto del Codice Civile e quindi soggetti che hanno già una loro specifica disciplina, già codicistica da sempre, diciamo. Benissimo, grazie davvero, grazie a tutti per la partecipazione, vi aspettiamo al prossimo incontro che sarà dedicato al tema dell'impresa sociale, delle società benefit. Ricordiamo appunto che è possibile iscriversi sul sito e riceverete il giovedì precedente all'incontro il link per la partecipazione. Grazie ancora dottor Bordin e grazie a tutti. Al prossimo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci.